Nuovo tentativo di varo per la passerella pedonale di Carasco, 2 le gru in azione da questa mattina che dovranno posare la struttura in acciaio sulle spalle in cemento armato. Ritirata in Consiglio Comunale a Chiavari la pratica della conversione in azioni del credito ATP. Approvate 2 variazioni di bilancio, critiche dall'opposizione su spese legali e affidamento dei parcheggi a Marina Chiavari. Vengo disarmato e impreparato. Con stile semplice e aperto, Don Paolo Nicora si è presentato all'Alta Valgraveglia. I fedeli lo hanno accolto con la messa a Zerli, presieduta dal Vescovo. Dal 2 al 7 settembre si svolgerà il pellegrinaggio diocesano a Lourdes, guidato dal Vescovo. Si potrà viaggiare in treno o in pullman. Le iscrizioni nella sede chiavarese dell'Unitalsi. Il convento dei frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure apre le porte agli amici del CAMT. Sabato cena benefica a sostegno del comitato e dei lavori alla mensa dei poveri. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. Oggi è il giorno del varo della nuova passerella pedonale di Carasco. Dopo il rinvio per motivi tecnici della settimana scorsa, questa mattina sono iniziate le operazioni di movimentazione della struttura di 70 metri. 2 le gru in azione che dovranno appoggiare il ponte sulle spalle in cemento armato. Siamo andati a vedere. Oggi 2 gru in azione. Oggi 2 gru in azione, perfettamente coordinati, gli operatori sono estremamente professionali e in 30 secondi l'hanno già spostato e fatto ruotare, per cui le raccomandazioni nostre sono di procedere con la massima cautela nel rispetto delle norme. Diverse le fasi di spostamento. Sono 4 fasi di spostamento. Una è già stata effettuata, poi ci sarà la seconda, la terza provvisoria col posizionamento in quota e l'ultima col posizionamento definitivo. L'altra volta c'è stato un rinvio, che cosa è successo? È stato fatto un tentativo per vedere di accelerare i tempi di posa, tempi che sono condizionati dai finanziamenti regionali che richiedono certe date e certe scadenze. Abbiamo condiviso questa ipotesi di spostamento con tutti i dubbi che c'erano e per quello che è stata fatta una prova a secco e si è visto che si instabilizzavano i tiranti che devono lavorare a trazione e non a compressione, è stata subito sospesa, i tiranti saranno tutti sostituiti senza problemi per l'opera e per i costi finali. Ricordiamo le caratteristiche di questo ponte e soprattutto il peso. Il peso sono 60 tonnellate, come ci hanno confermato i gruisti che leggono il peso nel momento che sollevano. È lungo 70 metri, è un ponte ciclopedonale con una portata di 500 kg a metro quadrato per la folla compatta. È arrivata la terza gru più grande d'Italia per sollevarlo, stavolta viene aiutata da una più piccola. Da una più piccola che consente di fare l'operazione appendendo il ponte alle estremità, cioè conformemente al suo funzionamento statico progettuale. Dopodiché il ponte verrà completato con l'arredo. Verrà completato con la pavimentazione in legno, con le ringhiere di protezione, con l'installazione dei servizi, con gli ultimi ritocchi di colore e soprattutto con l'illuminazione che sarà molto scenografica. Ora la politica amministrativa. Si è riunito ieri sera a Chiavari il Consiglio Comunale, diverse le pratiche all'ordine del giorno, comprese 2 variazioni di bilancio. Non è stata invece discussa, perché è ritirata, quella relativa alla conversione del credito vantato dal Comune nei confronti di ATP in quote azionarie della stessa azienda. Vediamo il perché. Non si tratta quindi di una volontà politica dell'amministrazione, ma di un motivo tecnico da parte dell'organo di revisione, di controllo. È iniziato con il ritiro della pratica di conversione del credito vantato dal Comune in quote azionarie di AMT e ATP il Consiglio Comunale di Chiavari. Il provvedimento era stato chiesto ai comuni creditori dell'azienda di trasporto pubblico da parte della città metropolitana ed era già stato approvato in commissione. A stopparlo però i revisori dei conti di Palazzo Bianco. Secondo i revisori dei conti non si può fare perché ci vuole un raffronto, bisogna dimostrare il risparmio che si ha con i soldi pubblici dalla gestione in house tramite l'AMT rispetto a fare una gara pubblica. La seduta del Consiglio Comunale di Chiavari è proseguita poi con l'approvazione da parte della maggioranza di 2 variazioni di bilancio. Tra le voci criticate dall'opposizione l'aumento delle spese di consulenza da parte del Comune, stigmatizzata quella relativa alle vicende legali del porto di Chiavari, affidata allo studio dell'avvocato genovese Lanzalone, attualmente in carcere per l'inchiesta sul nuovo stadio di Roma, e quella relativa all'affidamento della sosta cittadina a Marina Chiavari. I posteggi erano esternalizzati dalla precedente amministrazione nel 2008
erano gestiti da una società con un contratto. A mio avviso il Comune avrebbe dovuto fare una gara trasparente e continuare su questa linea con la ditta che ovviamente attraverso una gara europea avrebbe dovuto vincere. Adesso il Comune ha speso già 500.000 euro di investimenti per comprare dei parcometri, con una gara tra l'altro molto complessa. E gli introiti rispetto a prima pare che si aggirino circa su 150.000 euro all'anno. Allora il gioco valeva veramente la candela, adesso ci sono anche i problemi dei dipendenti. Lavoratori attualmente in forze ad APCOA, la cui situazione è stata portata all'attenzione del Consiglio dalla CGIL, che chiede il riassorbimento di tutte le 9 persone attualmente al lavoro. Rassicurazioni in merito sono arrivate dall'Assemblea, che ha ribadito come alla fine dell'operazione per il Comune si avrà un guadagno potenziale di 2.400.000 euro a fronte dei 158.000 inseriti in variazione, criticato dall'opposizione. Stima tenuta al ribasso, secondo il sindaco, per inserire agevolazioni per i residenti e una rimodulazione delle tariffe. Siamo molto fiduciosi sull'organizzazione dell'edizione 2018 di Expo Fontana Buona. A dirlo oggi è Marisa Bacigalupo, presidente del GAL genovese. Dopo l'incontro di ieri pomeriggio, infatti, le associazioni di categoria si sono impegnate per la realizzazione della kermesse. La decisione definitiva, tuttavia, sarà presa lunedì nella riunione in programma in Camera di Commercio a Genova. Se confermata, la manifestazione si terrà da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre. La Camera di Commercio ha proposto l'apertura di un fondo per poter anticipare i soldi dell'organizzazione, venendo così incontro alle richieste del GAL in difficoltà economica e di personale. È stato preso anche l'impegno di contattare tutti i comuni per vedere se è possibile ricevere dei fondi come era avvenuto lo scorso anno. Se lunedì avremo una risposta positiva, ha concluso la Bacigalupo, dovremo andare di corsa per la riuscita dell'Expo. Ora l'informazione religiosa, veniamo in diocesi. È stato accompagnato dal Vescovo il nuovo amministratore parrocchiale dell'Alta Val Graveglia, Don Paolo Nicora. Nella chiesa di Zerli il Vescovo ha presieduto la messa. Don Nicora guiderà le comunità di Sant'Apollinare di Reppia, San Lorenzo di Arzeno, San Pietro di Zerli, Santa Maria e San Michele di Nascio e San Bartolomeo di Statale. Il servizio. Sono disponibile e aperto ad imparare. Disarmato ed impreparato, si è presentato così Don Paolo Nicora alle comunità dell'Alta Val Graveglia. I fedeli hanno colto in queste parole la semplicità coraggiosa di chi vuol mettersi in ascolto, di chi ha come unica pretesa l'essere aperto e disponibile secondo lo stile di Gesù. Nei miei limiti, per come posso, cioè il mio desiderio è quello di conformarsi a Cristo, no? Al Cristo che si è reso disponibile agli altri, ha dato la sua vita nel dono di sé. Per farlo bisogna avere appunto questa disponibilità a non lasciarsi condizionare troppo dalle emozioni, dalle situazioni, ma così ad essere semplici. Don Nicora, 45enne, sacerdote da un mese, che arriva in valle come amministratore parrocchiale, è stato accompagnato dal Vescovo. Monsignor Tanasini ha spiegato che oggi ai sacerdoti occorre chiedere più incarichi, ma che Don Libini tenesse la valle oltre ai nuovi impegni a Lavagna era domandare troppo. Così la scelta è caduta su Don Nicora, già impegnato a San Salvatore di Cogorno, una zona pastorale che da tempo condivide un cammino di chiesa con la Val Graveglia. Spero di essere capito in questo e se capito che ci sia la vostra generosità nell'accogliere queste decisioni. I parrocchiani della Valle hanno dimostrato la loro generosità accogliendo Don Paolo Nicora e nutrendo già sentimenti positivi di collaborazione, con la speranza, ma è quasi una certezza, di realizzare un buon percorso insieme. Ci aspettiamo che ci annunci con gioia il Vangelo, che porti consolazione alle persone sole e ammalate e che incontri adolescenti e giovani con un po' di inquietudine interiore. Ha detto delle parole semplici e mi sa che siamo tutti disarmati. Lui arriva in Val Graveglia disarmato e noi lo siamo anche. Cresceremo insieme, come ha detto anche lui, ecco. Che cosa ti aspetti? Che sia disponibile per i giovani, come era il vecchio prete, e che sia disponibile al dialogo più che altro. Calvari festeggia il patrono San Pietro. Venerdì 29 le messe saranno alle 10:30 e alle 20 in cappella. Al termine della funzione serale seguirà la processione. Quest'anno, per rispettare le nuove norme di sicurezza, il corteo si snoderà lungo la provinciale 225 soltanto fino a Piazza Colombo. Da venerdì a domenica, tutte e tre le serate, si svolgerà un momento di festa civile con spettacoli e servizio bar curato dalla società calvarese sezione Via Patrania. Nei giorni di festa, infine, resterà aperta dalle 16 alle 20 la mostra d'arte contemporanea allestita all'Ascito Cuneo e anche a Coreglia e al Museo del Damasco di Lorsica.
Cambiamo tema. L'annuale pellegrinaggio a Lourdes organizzato dalla sottosezione di Chiavari dell'Unitalsi quest'anno ha carattere diocesano. A presiederlo infatti sarà il vescovo che insieme ai pellegrini si recherà nel santuario mariano dal 2 al 7 settembre prossimi. Ci sono due possibilità diverse di viaggio, in treno o in pullman. Le iscrizioni sono aperte nella sede dell'Unitalsi nei locali del seminario vescovile a Chiavari. L'intervista di presentazione. In occasione del 160° anniversario dell'apparizione a Lourdes, Unitalsi insieme alla Diocesi e all'Ordine di Malta organizza un pellegrinaggio diocesano. Come si svolgerà e a chi è rivolto? Abbiamo organizzato quest'anno il nostro treno annuale con la partenza dal Tiguglio dal 2 al 7 settembre e in occasione appunto del pellegrinaggio diocesano anche un pullman, sempre con partenza dal Tiguglio dal 3 al 6 settembre. Il treno è rivolto alle persone anziane, malate, disabili, mentre il pullman è rivolto ai pellegrini che non possono partecipare per questioni lavorative o di troppi giorni al pellegrinaggio in treno. Quali saranno i momenti culminanti di questo pellegrinaggio? Avremo le funzioni al santuario presiedute dal nostro vescovo Monsignor Tanasini, e la messa internazionale del mercoledì e la processione flambeau alla sera alle 21. Come si può fare per iscriversi? Le iscrizioni possono essere fatte presso il nostro ufficio Unitalsi qui a Chiavari presso il seminario vescovile, altrimenti via mail all'indirizzo chiavari@unitalsiligure.it. C'è un termine massimo entro il quale presentare la propria domanda? No, i posti però sono limitati e quindi chi vuole partecipare consiglio di affrettarsi ad iscriversi. Perché andare a Lourdes? Qual è il significato di questo momento condiviso anche con persone ammalate? Beh, sicuramente a Lourdes si ritrova uno spirito che non tutti i giorni troviamo, perché siamo sempre impegnati con la famiglia, con il lavoro, nelle nostre faccende giornaliere, e quindi è un momento per staccare la spina e per ritrovare noi stessi, e poi soprattutto per andare a trovare Maria che ci accoglie col suo manto presso la grotta. Per la prima volta il convento dei frati cappuccini di Santa Margherita Ligure apre le proprie porte ad un'iniziativa lanciata dal gruppo Amici del CAMT, il Comitato Assistenza Malati Tiguglio. Sabato prossimo nei giardini del convento sono attesi 300 commensali per una cena il cui ricavato sarà devoluto al comitato e in parte anche ai lavori di restauro della Mensa dei Poveri. Sentiamo. Una cena per il Comitato Malati Tiguglio. Esatto, noi siamo un gruppo, ci chiamiamo gli Amici del CAM e organizziamo eventi a sostegno delle attività appunto del CAM. Questa cena sarà nel giardino del convento dei frati cappuccini a Santa Margherita Ligure, un luogo meraviglioso, ci hanno aperto le porte con incondizionata fiducia e ci aiuteranno ad organizzare questa cena per 300 persone. E siamo tutti invitati. Siete tutti invitati, ci sono ancora molti posti, potete rivolgervi o appunto iscrivendovi alla nostra pagina Amici del CAM oppure alla Ferramenta Mordini a Lavagna. Io desidero ringraziare tanto gli Amici del CAM per aver preso questa iniziativa, perché un gruppo così forte, tra l'altro, così ben animato, il Giancarlo Mordini secondo me è veramente un francescano, non glielo dico ma secondo me lo è, ricchissimo di umanità. Bene, fa bene a noi frati, perché curare la salute dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e ridare la speranza, questo è veramente il massimo. Ma anche un modo per far conoscere e aprire il vostro convento. Sicuramente sì, se posso dire senza polemica, rompere un po' un anello che un tempo si chiamava clausura, ma era talmente clausura che ci aveva chiuso un po' troppo, e aprire invece, come ci dice Papa Francesco, verso le periferie del mondo, e una periferia purtroppo del mondo è proprio il sofferente, l'ammalato. Inoltre colgo questa occasione per ringraziare, perché gli Amici del CAM hanno pensato di devolvere anche una parte dei risultati della serata. Ben venga, ci serve in modo particolare per la mensa destinata ai poveri, 35-30 poveri ogni giorno che vengono a pranzo con noi, e si cammina insieme in una fraternità.
L'episodio del tir che ha bloccato per ore la viabilità interna lungo la provinciale 32 del Bocco di Levi la scorsa settimana ha mosso il consigliere metropolitano Elio Cuneo, sindaco di Coreglia, a presentare un'interpellanza al Consiglio metropolitano di Genova. Cuneo chiede di sapere come e con quale tempistica si intenda procedere per dotare la strada di una segnaletica adeguata, efficace e sufficientemente chiara, in grado di evitare per il futuro il ripetersi di questi episodi. Il consigliere chiede inoltre di conoscere le ragioni del ritardo nell'affidamento dei lavori di sfalcio e pulizia delle cunette nelle strade di competenza della città metropolitana. Ora la rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo con gli ultimi aggiornamenti. Avvenire titola un buco nella sabbia, no ai campi profughi. Salvini stringe intese ma niente hotspot in Libia. Il vice premier vola a Tripoli, la lifeline con i migranti a bordo chiede aiuto. Parolin, sbagliati i porti chiusi. Oggi Macron sarà da Papa Francesco. Il commento di Marina Corradi, bagnanti e profughi, due Mediterranei. E proprio il Papa, curare sempre e proteggere la vita, non aiutiamo lo sporco lavoro della morte, dice. E poi il Partito Democratico, tra KO e liti nel centrodestra traina la Lega, Movimento 5 Stelle conquista Imola e Avellino. E intanto Di Maio scongiura la serrata dei benzinai che sono accontentati, la fatturazione viene rinviata. Sempre da Avvenire, 6 arresti per l'autobomba, fu arroganza mafiosa, fermati esponenti del clan Mancuso di Grillo, Gratteri l'obiettivo lanciare messaggi di terrore. Secondo la DDA, dietro al gesto dimostrativo che causò un morto e un ferito in Calabria ci sarebbe stata una vendetta dovuta alla mancata cessione di terreni. E veniamo al secolo XIX, PD anno zero, Orlando troppi gli errori, Berlusconi chiama Scajola, vediamoci e Toti dice Imperia, non è un caso nazionale. Maturità, l'ultima volta della terza prova, archiviato il quizzone, dal 2019 si cambia. 16enne di Chiavari, Adele è uccisa dall'ecstasy, torna in libertà il suo fidanzato. E poi la Sampdoria presenta il nuovo direttore sportivo, alla pari con le big io voglio stupire, dice Sabattini che si presenta. Criscito fermo invece 2 mesi per il Genoa per una frattura di un dito, colpo Sandro in regia. E poi il caso Arecco, l'edicola del sindaco derubata dall'incasso da ladri 70enni. All'interno del secolo, nelle pagine del Levante, Umarell, Rapallo accende lo schermo, l'attesa degli anziani osserva cantieri è finita, il pannello trasmetterà le immagini dei lavori. Installato a febbraio, l'impianto aggiornerà sullo stato dell'intervento, poi notizie turistiche in serata. Sempre dal secolo XIX, feste di luglio, Chiavari è pronta, fiera concerto dedicato a Rossini e spettacolo piromusicale nelle Chiatte. Per garantire la percorribilità di Via del Pino, lo scavo del cantiere sarà coperto. E intanto il messaggio del vescovo Monsignor Tannasini: quest'anno chiediamo a Maria che ci ottenga la grazia di attuare quanto è necessario perché la nostra Chiesa si dedichi con rinnovato slancio all'annuncio del Vangelo di Gesù. Andiamo subito in redazione per gli ultimi aggiornamenti, è pronto Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Subito un aggiornamento che ritorna sul tema di apertura, ovvero il varo della passerella di Carasco tra Rivarola e Graveglia. Diciamo, le operazioni sono iniziate questa mattina e stanno procedendo, arrivano anche alcune foto direttamente dal cantiere in cui si vede appunto la gru, una delle due, questa qua la più grande, che ha sollevato la struttura di 70 metri per spostarla in asse con le 2 spalle del ponte. Sono ormai quasi vicine e si sta procedendo molto lentamente per evitare appunto problemi sulla struttura e pian piano si sta procedendo alla messa in asse del ponte che verrà poi adagiato sulle 2 spalle in cemento armato. Quindi rispetto alla settimana scorsa, dove c'erano stati dei problemi per quanto riguarda la movimentazione, questa mattina tutto sta procedendo regolarmente e appunto queste foto ci danno indicazione del punto in cui sono arrivate queste operazioni. Lasciamo Carasco per Chiavari, invece per un altro avvenimento che si è verificato questa mattina, si è svolta in piazza Milano a Chiavari
L'intitolazione della fontana, che si trova a ridosso della passeggiata mare, da oggi porterà il nome di 8 marzo, in omaggio a tutte le donne. Vediamo proprio il taglio del nastro. Presente alla cerimonia, l'abbiamo vista, la madrina, che è Suor Mafalda Canevello, suora dell'Ordine delle Giannelline, che ha fondato il servizio di catering più a Genova, gestito proprio dalle religiose, e che dà lavoro e sostegno a chi è nel bisogno. A promuovere l'iniziativa dell'intitolazione il CIF, il Centro Italiano Femminile, erano presenti alla cerimonia questa mattina i rappresentanti delle istituzioni cittadine, i sindaci di Chiavari, Cogorno e Mezzanego, i rappresentanti di molte associazioni culturali e di volontariato. La benedizione è stata fatta dall'assistente spirituale del CIF, Don Pino Privitera. A margine della cerimonia è stato anche annunciato il trasferimento dell'asilo Nido, il Castello Incantato, struttura gestita dal CIF, che lascia la struttura di San Pier di Cannes, il castello, per riaprire negli spazi messi a disposizione dalle Giannelline a monte, sempre a Chiavari, quindi un trasferimento di sede per il Nido, il Castello Incantato. Qui stiamo vedendo ancora le immagini della cerimonia di questa mattina. Dalla redazione è tutto, lì nello studio. Grazie Andrea, concludiamo con una notizia di sport. Si rafforza il legame tra la Val d'Aosta e la Fontana Buona. Il gemellaggio è nato 15 anni fa a livello sportivo nel ricordo di Micaela Basso, arbitro di calcio scomparsa a 22 anni a causa di un incidente stradale. Ogni anno la squadra dell'Aigreville partecipa al torneo di calcio giovanile che si svolge a Monleone di Cicagna e la Fontana Buona prende parte al trofeo Snoopy che si svolge su 70 campi sportivi da Arnad a Courmayeur e raccoglie le leve dagli allievi ai piccoli amici. Quest'anno hanno partecipato 301 squadre, molte delle quali provenienti da diversi paesi europei. La Fontana Buona nei giorni tra il 15 e il 17 giugno scorsi ha invaso, potremmo dire, la Valle d'Aosta. La società calvarese ha partecipato con 5 leve, da quella del 2006 a quella del 2012, con i giovani atleti, i loro genitori, gli allenatori, i dirigenti e il gruppo organizzatore del torneo Micaela Basso. Avete visto anche le foto. Per i bambini è stata certamente un'esperienza unica e da ripetere. Questo è il commento al rientro da parte della comitiva. Termina qui il nostro telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.